Sviluppo e sostenibilità sono due aspetti fondamentali che possono e devono procedere insieme per la crescita del porto di Venezia e della portualità veneta. Lo garantisce l'ammiraglio Filippo Marini da qualche mese ormai sulla tolla di comando della Capitaneria di Porto di Venezia, nonché comandante della direzione marittima del Veneto. Il porto di Venezia devo dire che professionalmente è un porto molto stimolante, perché lo definirei unico per caratteristiche in Italia. È un porto regolato, nel senso che ha una struttura quale il Mose, una struttura molto importante che protegge la città e che nello stesso tempo deve in qualche modo essere integrata in quello che è il traffico commerciale del porto di Venezia. Noi abbiamo un porto grande, Marghera, dove approdano navi di tutti i tipi, chimichiere, gasiere, petroliere, navi da crociera. C'è l'imbarazzo della scelta e questo porto deve continuare a funzionare e nello stesso tempo deve essere alta l'attenzione ambientale. L'ammiraglio Marini ha ricevuto a Venezia un importante riconoscimento. È un premio che però io dedico all'intera Guardia Costiera italiana, al Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, che è un'eccellenza in Italia e di cui sono fiero di far parte. Come ha trovato Venezia come città? Guardi, Venezia la conoscevo già da turista e poi la conoscevo dal 2003 come studente, perché qui ho frequentato la scuola nostra della Marina in Arsenale. Devo dire che l'ho trovata sempre bella e sono felice di essere qui con la mia famiglia. E Venezia è una città che ti ospita, che ti abbraccia e devi amare.